La legislatura del Presidente Dossi volge al termine, a giugno arriveranno i commissari, poi a dicembre saranno abolite le province. Ecco, il vostro futuro è abbastanza incerto, anche se in questi giorni il Presidente Dossi ha dato mandato agli uffici finanziari per trovare eventuali possibilità, eventuali condizioni per potervi stabilizzare. Voi siete comunque molto preoccupati e oggi avete occupato l'Aula consiliare. Certo, perché alla luce anche della legge Brunetta che se le singole amministrazioni non ci assumono, noi praticamente a luglio ci ritroveremo tutti fuori. Quindi questo annoso problema ora è arrivato, i nodi sono arrivati al pettine. E che cosa significa? Significa che noi oggi abbiamo protestato perché l'amministrazione è disponibile a farci le assunzioni. Però poi i vari settori incaricati si passano la palla uno con l'altro, quello è competenza di quell'altro, quello è competenza dell'altro ancora, l'altro è competenza dell'altro. Oggi ci siamo ritrovati poi tra l'altro nella situazione dove il dirigente della sezione della ragioneria se n'è andato via, il dirigente del personale si vuole dimettere, il segretario generale non si è fatto trovare, quindi praticamente in tutta questa situazione, se tutta questa gente vuole defilarsi dalle proprie responsabilità, vuol dire che a monte di tutto ciò c'è qualcosa che non convince. Secondo voi perché state trovando terreno ostile? Questo non lo sappiamo, eccetto che qualcosa di pulito non sarà sicuro. Come vi muoverete? Noi adotteremo tutti i sistemi perché siamo all'esasperazione totale. Abbiamo i bambini a casa che dopo il 10 del mese non hanno più che cosa mangiare. E non si scherza con il lavoro della gente. Solo perché voi avete 4-5 mila euro al mese e noi abbiamo 750 euro. Vergogna. Mutui da pagare, case in affitto. Ma questa gente qua ancora non ha capito che la deve smettere di giocare, scusando il termine, con il culo della gente. Una situazione difficile, siete ormai stanchi? Sì, veramente siamo molto stanchi, però confidiamo che la nostra amministrazione ci senta e possa darci aiuto, ora, in questo momento. Gela, Trapani si stanno adeguando per non mandare gente, padri di famiglia a casa. Qua hanno avuto tante volte la possibilità di farlo e non si è potuto fare. Speriamo che adesso, che sicuramente anche il Presidente è molto disponibile verso di noi, speriamo che con questa protesta e con il loro aiuto portiamo il pane a casa. Abbiamo perso tante opportunità, molti di noi eravamo inseriti a scuola, ci siamo illusi con il discorso del contratto definitivo, abbiamo abbandonato la scuola perché hanno imposto che non si poteva fare più e siamo letteralmente a casa. Se perdiamo questo posto di lavoro non abbiamo più 18 anni per ricominciare e anche i ragazzi di 18 anni hanno i loro problemi, avranno più problemi di noi sicuramente.